l'UL 7 sull'area di Monsignor Negrin, si vende ma rispettando i vincoli. Riapre la spiaggetta sul Brenta a Bassano, protezione civile al lavoro per ridarla ai bassanesi. Lavoro nero e caporalato, Zabeo della CGA Veneto, serve un intervento decisivo. PFAS e Pedemontana, nel mirino anche 28 siti tra Valle del Lagno, Alto Vicentino e Bassanese. Parapendio precipita in fase d'atterraggio a Semonzo, interviene l'elisoccorso, è grave. Scalatore precipita per 5 metri durante un'arrampicata sulla pala dei veneziani. Si è conclusa la quinta edizione di Io mi muovo in bici, a Tezza sul Brente premiati gli studenti. A fuoco il fienile di un'azienda agricola a San Pietro in Gu, massiccio l'intervento dei vigili. Festa del Santo, partita la peregrinazio delle reliquie che raggiungeranno l'estero. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano, Pedemontana e Alta Padovana. L'avete sentito dai titoli, prende posizione l'UL 7 sull'area di Monsignor Negrin dopo il servizio andato in onda nel TG di Bassano di ieri. L'azienda conferma che l'area sarà venduta ma anche che verranno rispettati i vincoli. Monsignor Negrin si vende, su questo non ci sono dubbi. Ma il futuro dell'intera area è legato ai vincoli esistenti. A dirlo, mettendo nero su bianco una risposta molto attesa a Bassano del Grappa, è l'ULSS 7 che conferma sostanzialmente il percorso tracciato finora e fa chiarezza su quanto potrebbe accadere nei prossimi anni. Nelle scorse ore, dopo il servizio andato in onda nel TG Bassano di ieri, l'azienda sanitaria ha emesso una nota ufficiale nella quale ribadisce l'operazione di travaso, passateci il termine, fra Monsignor Negrin e la Casa della Comunità, operativa da un paio di settimane. Una volta trasferiti tutti i servizi si potrà passare alla cessione, che è già prevista ed è legata ai finanziamenti ricevuti per la Casa della Comunità. E qui entrano in ballo i vincoli. Già, perché l'ULSS 7 conferma che il futuro dell'area è legato a doppio filo con i vincoli della sovrintendenza, tanto per quanto riguarda il parco, sottoposto a tutela paesaggistica, quanto sul versante degli edifici che ormai viaggiano per il secolo. C'è poi il vincolo sociosanitario, ovvero l'obbligo di mantenere la destinazione del complesso in questo ambito. Si tratta di un obbligo anche morale, visto che fra le pieghe della storia emerge un uso originario come sanatorio legato probabilmente a una donazione, come accadeva spesso fra l'Ottocento e il secolo scorso. La nota dell'azienda sanitaria fa sapere inoltre che ci sono ulteriori approfondimenti tecnici sia con la sovrintendenza per i beni culturali sia con l'amministrazione comunale per definire le soluzioni progettuali. Dall'amministrazione Finco trapela, pur senza prese di posizione ufficiali, una sostanziale convergenza su queste basi. In ogni caso la strada sarà lunga e tortuosa e l'orizzonte temporale, dice l'ULSS, non è di breve termine. Tradotto, ci vorranno anni e c'è quindi tutto il tempo per approfondire il dialogo con il comune e portare all'attenzione della città le varie soluzioni, magari costruendole su misura con le necessità dei bassanesi di domani. Visto che i due temi sono legati, allora chiediamo a voi telespettatori, case della comunità, svolta o illusione? Come sempre potete dirci la vostra al numero e all'email che ormai ben conoscete. Restiamo a Bassano, è una giornata storica, riapre la spiaggetta sul Brenta chiusa da anni. Oggi l'accesso è solo per la protezione civile che ha iniziato le operazioni di bonifica e pulizia dell'area, ma ci sono delle novità importanti, ce ne parla Ferdinando Garavello. Per anni all'inizio dell'estate siamo venuti qui in via Pusterla a Bassano per vedere se era aperto o meno il cancello che dà sulla spiaggetta sul Brenta di cui abbiamo parlato tante volte nei nostri telegiornali. C'era un contenzioso, si voleva fare una centralina, la centralina poi non si è più fatta e la spiaggetta è rimasta chiusa nonostante i bassanesi abbiano chiesto per anni di riaprirla. Oggi quasi una sorpresa, i cancelli sono aperti, quel lucchetto non c'è più, il motivo però ce lo spiega l'assessore che andiamo a trovare. Venite con noi, entriamo in questo passaggio storico all'interno di quest'area, venite, qui c'è tutta la zona in cui stanno organizzando il lavoro. E qui noi abbiamo l'assessore alla protezione civile Andrea Zonta, ci troviamo in un luogo che era precluso fino a pochi giorni fa.
Beh, diciamo che negli ultimi anni ne abbiamo parlato più di qualche volta. È aperto perché grazie a questi volontari della Protezione Civile sono in 40 questa mattina per cercare di fare una pulizia di fondo di quest'area che si presentava sicuramente in modo non bello, ecco, diciamo così, ma in modo anche poco piacevole per la città. Questo è uno scorcio che permette di vedere il Ponte degli Alpini dalla sponda sinistra del fiume Brenta, ha degli scorci che sono bellissimi e vanno sicuramente riqualificati. Devo dire un grazie da assessore alla Protezione Civile a queste persone che stamattina hanno dedicheranno tutta la mattinata, se non basterà anche sabato prossimo, appunto per cercare di abbellire e di togliere tutte quelle sterpaglie che impedivano di vedere una parte bella del fiume. Sembra, qui lo dico incrociando le dita, che le parti private si stiano in qualche modo accordando anche con il nostro contributo, devo dire la verità, e se questo avverrà, ma sembra proprio di sì, poi potremmo godere e i bassanesi potranno godere di quest'area in modo più adeguato. Assessore, chiudiamo con una tempistica, incrociando sempre le dita. Abbiamo degli incontri a breve vuol dire entro i 15 giorni, dove si potrebbe definire la cosa. Cerchiamo di capire che entro l'estate di chiudere l'operazione, magari di poter dare la possibilità in autunno di poter entrare liberamente qui dentro. Contiamo veramente come amministrazione comunale, come parte politica, di dare finalmente questa possibilità ai bassanesi che aspettano, direi, da troppi anni. La Protezione Civile ha lavorato duramente per ripulire la spiaggetta assieme ad altre associazioni e volontari della città. Ultimamente anche diciamo circa da 10 anni la frequenza degli interventi è aumentata con varie aperture del COC e quindi per magari condizioni meteo avverse e altro. Oggi invece è una fase addestrativa manutentiva di prevenzione da rischio idraulico e quindi la pulizia che viene fatta qui con il decespugliamento serve poi anche a garantire che nelle piene non siano portati via materiali, ramaglie che possono poi andare a ostruire luoghi più a valle. C'era tanto lavoro da fare? Ce n'era abbastanza, però direi che siamo perfettamente dentro i tempi. Lavoro nero e caporalato, la CGA Veneto attacca duramente una situazione che sta interessando anche il nostro territorio. Lavoro nero irregolare, caporalato, infiltrazioni mafiose sono questioni che non escludono il nostro territorio, come ricorda Paolo Zabeo, CGA Veneto, anche dopo quanto accaduto a Schiavon, quando un 56enne indiano, senza regolare contratto con un'azienda agricola del posto, venne scaricato sanguinante dai titolari a Bassano dopo essersi infortunato mentre stava lavorando. Servono posizioni ferme, serve un cambio di passo risoluto contro una moderna forma di schiavitù, dichiara Zabeo. Le tragedie che ci sono state nelle ultime settimane a Chioggia e a Bassano ci segnalano che non siamo più un'isola felice. Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto ritrovare il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio. Queste organizzazioni prosperano sullo sfruttamento, sulla paura e sul ricatto, arricchendosi a discapito della dignità delle persone e compromettendo il futuro delle nostre comunità. E proprio oggi anche delegazioni venete e vicentina di CGIL e FLAI hanno preso parte al corteo di protesta contro la morte ignobile dei 4 braccianti arsi vivi in un minivan ad Amendolara. Ora più che mai, ha sottolineato il segretario generale FLAI CGIL Veneto, presente alla mobilitazione di Schiavon e presente in Calabria, è necessario lottare contro la disumanizzazione del lavoro. Non possiamo arrenderci a questa escalation dove ogni giorno ci misuriamo con un fatto sempre peggiore rispetto a quello del giorno precedente. Bisognava manifestare e mobilitarci per rimettere al centro la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici e l'umanità delle persone. L'inchiesta che ha portato all'udienza preliminare di 12 persone tra dirigenti e tecnici del consorzio SIS e della Pedemontana promette sviluppi anche sul fronte della contaminazione da PFBA in 28 siti tra Valle del Lagno, Alto Vicentino e Bassanese.
L'inchiesta sulle gallerie di Malo e Sant'Urbano è arrivata all'udienza preliminare, ma il capitolo giudiziario legato ai PFAS della Pedemontana è tutt'altro che chiuso. Mentre la Procura di Vicenza si prepara a sostenere davanti al giudice le accuse di inquinamento ambientale e omessa bonifica nei confronti di 12 tra amministratori, dirigenti e tecnici del consorzio SIS e della concessionaria Pedemontana Veneta, resta aperto un secondo fronte investigativo destinato ad aver ricadute ancora più ampie sul territorio. Si tratta della gestione delle terre e rocce provenienti dagli scavi delle gallerie e dei cantieri della Pedemontana. Migliaia di tonnellate di materiale che, secondo gli accertamenti eseguiti negli ultimi anni, presenterebbero contaminazioni da PFBA, composto appartenente alla famiglia dei PFAS. L'attenzione degli investigatori si concentra su ben 28 siti individuati tra la vallata del Lagno, l'Alto Vicentino e il Bassanese, dove questi materiali sono stati conferiti, movimentati e utilizzati nel corso dei lavori. Un filone che allarga notevolmente il perimetro della vicenda rispetto alle sole gallerie di Malo e Sant'Urbano. La Procura vuole processare gli amministratori e dirigenti Matterino, Domenico e Claudio Dogliani, Roberto Mascarello, Miguel Angel Ruffo, Fernando Pardo Garcia e Pedro Sequenza Hernandez, i tecnici Luigi Cordaro, Saverio Vita, Giovanni Salvatore D'Agostino, Roberto Russo e Stefano Reniero. Se nel procedimento ormai avviato verso il processo il cuore delle contestazioni riguarda la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee provocata dall'utilizzo di additivi contenenti PFBA nel calcestruzzo proiettato nelle gallerie, la seconda inchiesta punta invece a ricostruire il destino finale dell'enorme quantità di materiale estratto dai cantieri. Precipita in fase d'atterraggio a Semonso, interviene l'elisoccorso. Paura nel primo pomeriggio di oggi a Semonso di Borso del Grappa per un parapendista precipitato in piazza Paradiso in fase di atterraggio. Il pilota, un 35enne tedesco, ha riportato diversi traumi ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso da Treviso, oltre ad automedica e ambulanza del SUEM Pedemontana Emergenza di Pieve del Grappa. L'uomo è stato trasportato al Cafoncello, al vaglio le cause dell'incidente. Un episodio simile anche a Borso del Grappa, precipita per 5 metri durante un'arrampicata. Momenti di paura sulla Pala dei Veneziani a Borso del Grappa, dove uno scalatore, 48 anni, di Marostica, è precipitato per circa 5 metri impattando nella roccia con un piede. L'uomo si trovava sull'ultimo tiro della via Granzi quando, a causa del cedimento di un appiglio, ha perso la presa. Con l'aiuto del compagno di cordata è comunque riuscito a risalire gli ultimi 10 metri e a raggiungere la cima della parete. Sul posto è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore che, nonostante le difficoltà dovute alla presenza di numerose vele in volo nella zona, ha recuperato l'alpinista con il verricello. Dopo essere stato immobilizzato per un sospetto trauma alla caviglia, il 48enne è stato trasportato all'ospedale di Feltre. Si è conclusa la quinta edizione di Io mi muovo in bici. Ieri a Tezze sul Brenta premiati 10 giovani studenti. Giornata di festa oggi, ultimo giorno di scuola, premiazioni per la quinta volta del concorso Io mi muovo in bici, un successo questa manifestazione, tantissimi ragazzi che hanno scelto di raggiungere la scuola media di Tezze e di Belvedere in bicicletta. Si è conclusa a Tezze sul Brenta la quinta edizione di Io mi muovo in bici, il progetto promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo per incentivare l'uso della bicicletta tra i più giovani, sensibilizzandoli sui temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale. L'iniziativa ha coinvolto gli studenti delle scuole medie di Tezze Capoluogo e Belvedere, 80 i partecipanti in tutto, 10 i ragazzi premiati nel corso della cerimonia finale. Al primo classificato è stata consegnata una bicicletta, mentre al secondo e al terzo classificato dei caschi da ciclismo, un riconoscimento che richiama l'importanza di utilizzare sempre dispositivi di protezione quando si viaggia su due ruote. Sono stati assegnati anche attestati di merito agli studenti segnalati dal comitato genitori e premi agli alunni che si sono distinti nelle attività di atletica e nei tornei scolastici, in una festa dedicata allo sport, all'impegno e alla cittadinanza responsabile.
Una premiazione a Tezzi alle 9 e una premiazione a Belvedere alle ore 11. Siamo molto felici comunque anche di quest'anno, di come è andato il concorso. Abbiamo però una novità per il prossimo anno. Oltre a fare la solita classifica e quindi a regalare il primo premio come bicicletta, abbiamo pensato anche di incentivare sempre più questo concorso e di fare una sfida tra le classi. Infatti, la classe che parteciperà di più e quella che pedalerà di più avrà un premio speciale. Sport per tutti quest'estate nei parchi bassanesi. Un progetto pilota della nostra città, i 3 attori sono l'amministrazione comunale di Bassano del Grappa, la WISP e l'ULSS 7 Pedemontana. Quindi un grande progetto per la cittadinanza perché ricerchiamo il benessere fisico dei nostri cittadini, il benessere psicofisico. Tornano le palestre a cielo aperto nei parchi bassanesi. Dal 15 giugno riparte al Parco in Movimento l'iniziativa promossa dagli assessorati allo sport e alle politiche per la salute del comune di Bassano del Grappa in collaborazione con WISP Sport per Tutti, Comitato di Vicenza, UL7 Pedemontana e Dipartimento Prevenzione. Il nostro obiettivo di salute pubblica prioritario è quello di ridurre la sedentarietà, che è un importante determinante di salute negativa, in quanto predispone poi a una serie di malattie croniche non trasmissibili. Inoltre questo progetto è assolutamente coerente con quello che è il programma regionale delle comunità attive, in quanto entrambi hanno come obiettivo principale quello di ridurre la sedentarietà e di combattere quelli che sono i comportamenti disadattivi delle persone. Abbiamo coinvolto oltre 20 società sportive, 32 attività, tutte attività ovviamente molto tranquille e molto lente, rivolte a tutta la cittadinanza, dai ragazzi, dai più piccoli, alle persone fragili e agli anziani, perché l'obiettivo è quello di far uscire le persone di casa, creare quindi attività sportiva e soprattutto anche attività di benessere. Quindi saranno coinvolti tutti i parchi della nostra città, abbiamo fatto una ricognizione dove le varie associazioni sportive andranno a praticare le varie attività. Yoga, meditazione, pilates e zumba, ma anche basket, golf e atletica leggera sono solo alcune delle discipline che animeranno i parchi cittadini nel corso dell'estate. Ci saranno tantissime attività, ci sarà il Nordic Walking, ci sarà il calcio, pallavolo, tantissime attività. Poi oltre questo l'obiettivo è anche quello della socialità e di evitare l'emarginalità sociale, in modo che poi si creino anche dei legami tra le persone. E adesso invece alcune notizie dal territorio. Sessantottenne urta con l'auto un motorino mentre esce dall'isola ecologica di Fara Vicentino. Ferito un 18enne portato all'ospedale di Bassano, rilievi della polizia locale Nevi. A Bassano del Grappa, per lavori di manutenzione della copertura del municipio, lunedì dalle 8:30 alle 12:30 è vietato il transito in via Matteotti dall'intersezione con Piazza Libertà. Sono in corso a Marostica gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale su tutto il territorio comunale. A Bassano consegnate le borse di studio destinate ai progetti degli studenti delle quinte dell'ITIS fermi a cura dell'Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Bassano. A Pove del Grappa, Romano de Zelino, Solagna e Valbrenta attiva da oggi una raccolta dei rifiuti ingombranti e RAE in località Colcampeggia per ogni primo sabato del mese fino a settembre. A Castelfranco da oggi è in funzione la nuova rotatoria del Barbesin sulla statale 53 Postumia. Per lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza dei giunti di dilatazione, fino a lunedì sarà chiuso al traffico un tratto della strada regionale 308 del Santo, nel territorio di Borgoricco. È stata inaugurata oggi a Villa del Conte la rinnovata scuola primaria De Amicis con la mensa scolastica. Al via a San Giorgio delle Pertiche una rassegna di incontri con autori contemporanei presso la sala Grandesso della biblioteca. Il primo appuntamento giovedì 11 giugno alle 20:45. Per lavori di elettrificazione del forte Lisser a Enego, chiusa al transito fino al 19 giugno la strada comunale silvopastorale di accesso al forte. Il Comune di Rozzo ha approvato il programma educativo del GREST estivo 2026 organizzato dalla Proloco locale. Per bambini dai 3 agli 11 anni si terrà dal 6 luglio al 28 agosto.
A fuoco il fienile di un'azienda agricola a San Pietro Ingù, siamo in via Nicolini, immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati con 5 squadre, con altrettanti mezzi dai distaccamenti di Cittadella, Padova, Bassano del Grappa e Treviso. Al vaglio le origini del rogo che ha impegnato per ore i pompieri, nessuno è rimasto ferito ma i danni sono ingenti, sul posto anche i carabinieri. Ci spostiamo ora a San Martino di Lupari, dove è iniziata la fase finale dei lavori del sottopasso. Prosegue, seguendo il cronoprogramma, il cantiere per la sistemazione del sottopasso ferroviario di San Martino di Lupari lungo la strada provinciale 52 dopo il crollo del muro di contenimento avvenuto a maggio dello scorso anno e che aveva impedito il transito di mezzi e persone. A marzo era terminata la prima fase dell'intervento e nelle scorse ore un nuovo sopralluogo della provincia per vedere lo stato di avanzamento dei lavori. Stanno installando dei puntoni da muro a muro proprio per procedere per la tenuta di opere strutturali all'interno del sottopasso. Siamo nella parte finale di questi lavori e rispetteremo la data di conclusione dei lavori che è prevista per agosto. La provincia ha stanziato 2,5 milioni di euro per il cantiere. Il muro crollato è stato interamente ricostruito, ma l'intervento messo in campo ha riguardato l'intera struttura, visto che la perizia aveva evidenziato criticità non solo nell'area interessata dal crollo. Si avvicina il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, come da tradizione, accompagnate da 3 frati, è partita la peregrinazio delle reliquie che raggiungeranno gli Stati Uniti, Canada e Australia. Si avvicina il 13 giugno con la devozione a Sant'Antonio che cresce anche nelle presenze in Basilica, oltre 2000 i passaggi quotidiani nella cappella delle reliquie. Padova e il suo santo si riuniscono in questi giorni a tutto il mondo con i frati che hanno iniziato il pellegrinaggio delle reliquie Massa Corporis del corpo di Sant'Antonio per accompagnarle ai fedeli che vivono oltreoceano. Fra Fabio Turisendo e Matteo Martinelli sono diretti nella diocesi di Orange in California. Padre Mario Conte le sta accompagnando nell'arcidiocesi di Toronto e di Hamilton in Canada. Padre Bortolino Maestrello, invece, è in Australia nell'arcidiocesi di Sydney e in quella di Adelaide. Un momento atteso dai devoti del santo che hanno sofferto negli anni della pandemia quando le reliquie non si potevano muovere. In Basilica continua la tredicina che attende la celebrazione che domenica sera sarà presieduta dal Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Sant'Antonio capace di trasmettere la sua profonda devozione verso il Signore, così Padre Antonio Ramina, rettore della Basilica. Vogliamo chiedere proprio attraverso l'intercessione di Sant'Antonio questo grande dono. Sembra una cosa grande, impossibile. In realtà lo Spirito di Dio la vuole donare a ciascuno di noi. Il dono della devozione, il dono di una bella amicizia con Gesù, in modo tale che noi quando apriamo la Bibbia e la leggiamo possiamo scoprire quanto il Signore è amorevole e sorridente per ciascuno di noi. E anche quest'anno, il 13 giugno, saremo in diretta dalle 5:30 del mattino per raccontare una giornata straordinaria con le voci, i volti e le immagini della celebrazione del santo più amato. Bene, questa era l'ultima notizia di questa edizione. Vi ricordiamo alle 21:15 il film drammatico Il profumo dell'erba selvatica, mentre alle 23 Itinerari turistici ci porta alla scoperta di Noventa Padovana. Ed è tutto per oggi dal TG Bassano. Seguono i vostri SMS e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.